Benvenuti a questa nuova edizione di Noi Chiesa, la nostra rubrica che si occupa di raccontarvi la vita della Chiesa di Chiavari. Noi iniziamo proprio questa puntata andando sul territorio, andiamo in Val Fontana Buona a Moconesi, perché la piccola comunità dell'Alta Valle ha ospitato le telecamere di Teleradio Pace per la trasmissione della Santa Messa in diretta domenicale. Una comunità piccola ma vivace. L'occasione è stata anche importante per conoscere come le persone vivono e partecipano alla vita parrocchiale. Vediamo. Nelle piccole comunità dell'entroterra, dove vivono meno persone e i collegamenti sono più frammentati, è importante che ognuno faccia la sua parte. Così, a Ferrara di Moconesi, ognuno dà il suo contributo, piccolo o grande, per mantenere la Chiesa un luogo accogliente e sostenere le attività ordinarie della parrocchia. Cerco di essere a disposizione per le necessità della nostra comunità, laddove mi viene richiesto un servizio, e da quest'anno ho iniziato a collaborare con le suore Don Fabio per il catechismo, appunto. D'altronde nella vita svolgo il mestiere di insegnante, quindi è stata tutto sommato per me una deriva abbastanza naturale. Certo è un impegno da non prendere alla leggera, e che si cerca di svolgere nel modo migliore per servire innanzitutto. La vita coi ragazzi non è chissà quale impegno da un punto di vista del tempo impiegato, ma sicuramente si cerca di farlo nel modo migliore, e soprattutto che possa davvero servire alla comunità, questi ragazzi, farli entrare a far parte davvero di questa comunità, farli sentire parte di essa. Credo che sia molto impegnativo, no? Accompagnare i ragazzi, ma sia anche un cammino con tante soddisfazioni che poi danno. Sì. Poi va detto che sono molto ben assistito dal nostro nuovo parroco e dalle suore, per noi preziosissime sempre. È un lavoro di squadra, questo sempre. Teleradio Pace rappresenta la messa domenicale nella chiesa del Sacro Cuore. A Ferrara la parrocchia ha anche un asilo con 15 bambini e bambine, gestito dalle suore e figlie della Divina Provvidenza. Facciamo quelle che possiamo, poi abbiamo la scuola materna, quindi diamo in mano a Don Fabio, lui è molto bravo, anche impegna anche. Sono contenta che siete venuti, ogni tanto bisogna anche vedere vedere un po' le nostre attività, no? Sono contenta. Qual è il vostro impegno quotidiano? Della scuola materna, abbiamo l'asilo qua, quindi poi pomeriggio, quando c'è la messa, veniamo a aiutare Don Fabio. E quanti bambini avete? Sono una quindicina, sono pochi. Prima c'erano tanti bambini, sono stata diversi anni fa qua, e poi sono andata a Genova, poi sono andata a Milano, diverse parti sono andata negli asili. Adesso sono la terza volta che ritorno qui a Ferrara. Insomma, si ritorna sempre volentieri? Sì, volentieri, sì. Sono contenta che sono qua a Ferrara, sì. Poi ci sono tutti gli amici degli anni scorsi passati, quindi sono contenta di vederli. Ad animare la messa il coro formato da persone delle comunità di Ferrara, Cornia, Moconesi e Serra. Come sta andando col cuore unito? Bene, molto bene. È un'esperienza che abbiamo iniziato parecchi anni fa e che continua e tiene nel tempo, quindi direi che siamo soddisfattissime. Proprio un esempio di comunità. Ecco, ricordiamo le comunità che si sono unite. Allora, la comunità sono Ferrara, Cornia, Moconesi e Serra. Ecco, siete un bel gruppo, si è sentito buon canto e buona musica questa mattina. Sì, siamo soddisfatte e abbiamo cantato col cuore, come sempre. Questa è la cosa più importante, no? Sì, noi nel nostro piccolo il cuore è quello che ci tiene, ci sostiene sempre. E provate il vostro repertorio, chi è che è illuminato a proporre le canzoni? Allora, di solito le canzoni le propone il Don e proviamo, ma non sempre, in occasione soprattutto delle feste e delle occasioni importanti che ci sono in parrocchia. Anche perché Don Fabio è un grande esperto di musica e di canzoni. Sì, bravo e dà molto entusiasmo soprattutto, e quindi ci propone sempre canti nuovi e divertenti, ecco. Mi dicono che da poco sei entrata
del coro. Esatto, da poco, mi trovo bene, è un gruppo molto affiatato, aiutano, anche per io che sono alle prime armi, mi trovo bene. Che cos'è che ti ha spinto a provare a far parte del coro? Allora, da piccola avevo iniziato con lo Zecchino d'Oro un pochino, poi ero nel coro di Cicagna poche volte quando riuscivo ad andare a messa e poi mi ha spinto, diciamo, la voglia, la passione che ho di cantare e quindi mi sono inserita, abitando qua a Ferrada, mi sono inserita nel loro coro. Allora, hai un compito di fare il gruppo giovani nel coro. È difficile come impresa, ho provato a spargere la voce, ma diciamo che il risultato non è proprio dei migliori, ecco. Vedi, però ci hai già pensato, perciò vai avanti. Sì, ci stiamo lavorando, ecco. Quella nella chiesa del Sacro Cuore a Ferrada di Moconesi è stata solo l'ultima tappa delle messe domenicali che Teleradio Pace sta trasmettendo in diretta dalle parrocchie della diocesi e non solo. Un'occasione di condivisione con i presenti, ma anche con chi non può esserci. Siamo molto contenti e onorati di avervi ospitato qui oggi con la nostra televisione diocesana, con Teleradio Pace, che è un servizio preziosissimo che fa per le persone che per un motivo o per l'altro non possono partecipare attivamente, essere presenti alle messe domenicali o le messe festive. Quindi l'occasione è stata quella di pregare con voi questa mattina dalla Fontana Buona, dalla nostra chiesa del Sacro Cuore di Ferrada, attraverso proprio questo strumento, ed è stato un onore e un piacere. Ecco, sono finite le feste, il tempo di Natale, è iniziato il tempo ordinario. Oggi il Vangelo che cosa ci vuol dire? Oggi il Vangelo è stato ancora un abbottonamento tra il tempo natalizio e questo tempo ordinario che si va a aprire. Giovanni che vede Gesù venire verso di lui, che è la sintesi del mistero del Natale, e chiamarlo Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco, credo che in questa espressione il peccato del mondo ci siano dentro le nostre fragilità, le nostre debolezze, i nostri limiti, le cose che non riusciamo a fare, le cose per le quali ci arrabbiamo che non riusciamo a farle. Ecco, Dio invece viene nel solco di un agnello, di un animale, di una figura molto tenera, per prendere su di sé proprio il nostro limite e le nostre fragilità. Credo che uno sguardo così ampio, così sereno, così bello sulla nostra vita, Dio non ce lo potesse regalare. Dunque, insomma, dobbiamo essere certi che abbiamo un compagno di viaggio sempre. Assolutamente sì, io quello che ripeto spesso, ma non è che lo ripeto io perché è la buona notizia del Vangelo, è questa, di un Dio con noi, ecco l'Emmanuele, un Dio che non elimina i problemi della vita, non li cancella, non li fa sembrare altro, ma invece li prende su di sé, e prendendoli su di sé cammina con noi. Ecco, finiamo con uno sguardo al coro che rappresenta un po' un segno di unità. L'avevamo già un po' scoperto nelle feste natalizie, ma anche oggi ce la conferma anche nella testimonianza di loro. Sì, anche di questo sono molto contento e orgoglioso di avere questo gruppo di persone che dalle diverse parrocchie presta il loro talento, il loro servizio, il loro tempo per animare le liturgie. L'occasione prima è stata quella del concerto di Natale, che ora si sta traducendo in appuntamenti sempre più via via settimanali e domenicali. Questo credo che sia proprio un bel servizio e chiunque ha voglia di mettersi in gioco in questo, noi siamo contenti. Ed è stato presentato a Chiavari il calendario 2026 dei pellegrinaggi diocesani. Tante le mete che saranno toccate, Asia, Africa e Terra Santa sono tra i viaggi proposti per offrire ai fedeli un cammino di raccoglimento, preghiera e meraviglia. C'è una novità che riguarda anche il pellegrinaggio ad Assisi in occasione dell'ostensione delle spoglie di San Francesco per gli 800 anni dal suo transito. Vediamo.
Un'esperienza di preghiera e ricerca interiore. Asia, Africa e Terra Santa sono soltanto alcune delle mete che l'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Chiavari sta proponendo per un 2026 ricco di fede, amicizia e relazioni. Le mete sono tante, soprattutto per quanto riguarda l'Asia, sono sempre un incontro con una spiritualità antica, profonda, ma anche il Brasile, cioè, è il paese con maggiore popolazione cattolica che ci sia al mondo. Un incontro di natura, storie e passione che coltiva la bellezza dell'abbraccio tra persone in luoghi in cui storia e spiritualità sono protagoniste. Oltre ai grandi continenti è previsto un viaggio dal 13 al 18 aprile anche in Terra Santa, un luogo in cui tornare alla semplicità della fede e alla spesso dimenticata umanità. Poi la Terra Santa io la sento come casa e quindi proporla per me è proprio un invito forte a vivere un'esperienza che ha bisogno di esprimere solidarietà con i cristiani della Terra Santa, con le popolazioni più vessate dalla guerra, dalla sofferenza, e lo facciamo, lo faremo. Ma è anche il tornare alla fonte. Essere pellegrini dell'assoluto, ascoltando, guardando con meraviglia, tendendo una mano all'altro, un'opportunità arricchente e motivante dedicata a coloro che ricercano bellezza, relazione ed esperienze genuine. Le iscrizioni sono al martedì al giovedì tra le 10 e mezzogiorno, ma speriamo di incontrare anche volti nuovi o persone che hanno voglia di aprirsi. Quali possibilità ci sono ancora per poter partecipare? Siamo stati assaltati dalla richiesta proprio perché andare ad Assisi in questa particolarissima, straordinaria occasione dell'ostensione del corpo di Francesco ha suscitato in tutti noi il desiderio di fermarsi, di ascoltare, di riflettere e anche di respirare un'aria di chiesa più ampia, universale. Quindi abbiamo completato rapidissimamente le possibilità di andare con 2 giorni, con il pernotto anche incluso, e allora offriamo questa nuova possibilità, cioè partire in giornata e rientrare. Quindi saremo tutti presenti domenica 22 a partire dalle 8 per procedere e pregare e raccoglierci in questa dimensione diocesana così felice per quel giorno. Il 22 febbraio, domenica, andremo giù nella notte e rientreremo in serata tardi. La partenza a che ora sarebbe e da dove? Le partenze saranno distribuite secondo le varie località del Tigurio e partiremo a notte fonda. Dobbiamo definirlo, comunque quando le persone verranno ad iscriversi riceveranno tutte le varie informazioni utili. E la parte invece comune ai 2 pellegrinaggi, quale sarà il programma della giornata, ad Assisi? È quella di domenica, quindi i momenti clou, che sono la preghiera davanti ai resti mortali di Francesco. Come dicevano i frati e Papa Leone, l'occasione non è tanto per celebrare la morte, ma per celebrare la vita. Quindi andiamo proprio per pregare, di fermarci di fronte a Francesco e lasciarci illuminare da questa figura evangelica così bella. E poi la celebrazione con il nostro vescovo nella Basilica Superiore e quindi il pranzo e il rientro con agio nel pomeriggio dopo una visita della città di Assisi. Invito tutti a venire in curia, nell'ufficio pellegrinaggi, al martedì, al giovedì tra le 9 e mezzogiorno, oppure chiamare al numero 328 28 91 815, che è il mio numero personale. E a poco meno di un mese dalla scomparsa di Raffaele Loiacono dedichiamo una parte della nostra trasmissione ad un ricordo della sua persona, della sua fede appassionata e della testimonianza che ci ha lasciato, a cominciare proprio dalla sua famiglia. Sentiamo. Raffaele, mio papà, non era un santo,
Era una persona con tutti i suoi limiti. Questa non è una storia di santità. Questa è la storia di un uomo, Raffaele Lo Diacono, morto a 93 anni dopo aver speso tutta la vita per la sua famiglia, per il lavoro, per l'associazionismo cattolico e per la Chiesa, sempre con la sua mezza mela, Mirella. Una vita insieme, oltre 60 anni di matrimonio, 5 figli più una in cielo. Conosciuti in parrocchia a Milano, hanno sempre attribuito l'inizio della loro lunghissima storia all'intercessione di Maria. Noi abbiamo sempre pensato che sia stata la Madonna a farci incontrare, perché io ero nuovo della parrocchia e non conoscevo nessuno e ci siamo visti qualche volta. Lui appunto lavorava già e quando tornava dal lavoro dava un'occhiata a salutare il Signore perché abitava lì vicino alla chiesa e per qualche volta ha visto che io ero giù a messa, perché allora c'era la messa delle 6 e io frequentavo quella messa lì e una volta ai ragazzi aveva detto uno dei due sacerdoti l'importante è di pregare la Madonna perché se il Signore, se qualcuno di loro avesse dovuto trovare una sposa per fare la famiglia, ecco la Madonna lo poteva aiutare e che comunque i due spose sono come due mezze mele che se si trovano, che se dovrebbero andare bene, insomma, la spiegazione bene della mela perché e per come, solo che ecco, lui aveva avuto questo insegnamento. Una vita intensissima, fatta di traslochi, di figli accolti e accompagnati nel loro diventare grandi, di preoccupazioni e di gioie e di impegno costante, per la famiglia innanzitutto, per le realtà in cui erano immersi, per la Chiesa, con la capacità di andare sempre oltre le difficoltà quotidiane. Lui non mi ha mai fatto pesare questa cosa, perché ecco quello che ti dicevo prima, non tornava sul passato. Però ogni volta che vi arrabbiavate un po'? Allora, però poi la sera abbiamo sempre pregato insieme, ci siamo sempre chiesti scusa di uno e dell'altro. Io mi sentivo molto perdonata e accolta perché l'altro era un po' noiosa. Questa non è una storia di santità, ma una storia di semplicità. Oggi i figli ricordano Raffaele per la sua capacità di mostrarsi, così come era nei pregi e nei difetti. Io penso più che altro all'esempio, nel senso che parole, sì, chiaro che anche specie quando eravamo piccoli, sono stato ripreso, non è che fosse proprio un santo più di una volta, però al di là delle parole, poi l'esempio, quello che gli ho visto fare in casa, la maniera con cui si sono rapportati con le altre persone, cioè, la nostra casa eravamo in tanti ma c'era sempre qualcuno, abbiamo avuto persone che hanno vissuto con noi, persone che sono passate. Ho presente una signora che è arrivata a cercarmi fuori dalla camera mortuaria con la famiglia, il figlio, il marito e mi diceva se non fosse per i tuoi genitori io non sarei qua, mi sarei persa. Era un creativo Raffaele Lo Diacono, ma se c'è una immagine che definisce la sua personalità è quella del fuoco. Appassionato nell'affrontare le questioni sul lavoro e nella vita di fede, non ha mai sopportato le ingiustizie e per questo leggeva ogni giorno Avvenire soprattutto e tutti i quotidiani con il desiderio di comprendere i segni dei tempi, l'evoluzione della società e la possibilità di intervento per migliorare le cose. A livello sociale, cioè, bruciava talmente dentro di lui, ma dentro di loro, l'urgenza della salvezza dei fratelli, ma non è che non era solo una salvezza spirituale, era una salvezza a tutti i livelli, a livello sociale, a livello umano e a livello spirituale. Che per esempio loro davanti alla chiesa c'era una donna che ogni giorno chiedeva l'elemosina, troppo poco dargli 2 soldi. Dopo si sono interessati, ne hanno chiesto di lei, fino ad accoglierli a casa loro, per dargli una famiglia. Ecco, c'è quest'urgenza che non era solo spirituale, ma era per ridare la dignità alla persona. E questo era assolutamente sorprendente. La stessa cosa hanno fatto quando è scoppiata la guerra in Ucraina, accogliendo a casa loro, all'età che avevano, praticamente quasi 90 anni, cioè per accogliere una mamma e la sua figlia. E anche lì per darsi da fare per reinserirlo nel tessuto sociale. Ecco, era troppo poco per prendere cura della persona a un livello, cioè era la sua identità totale, la sua dignità alla quale.
Beh, eravamo in tanti, io mi ricordo tante volte che mi sono detto vorrei essere da solo, perché specie quando ero bambino, però no, invece è bello, cioè, ancora adesso a distanza, cioè, essere una famiglia numerosa, adesso poi siamo in metà di 1000 e fa la differenza, l'abbiamo visto anche in questo periodo che il papà è mancato, cioè, comunque fra tutti, fra fratelli, cognati, cognate, nipoti, cioè, si è portato insieme tutto questo. Cioè. E lui questo ci teneva proprio. Sì, poi è stato anche significativo, lui è mancato il giorno della Sacra Famiglia. Sarà un caso, ognuno lo lega come vuole, però forse è stato un regalo per lui. Un fuoco che ha ritrovato vigore nell'incontro inatteso con una coppia originaria di Milano in vacanza a Chiavari che partecipava anni fa agli incontri in parrocchia e che aveva incuriosito Raffaele e Mirella. Io dicevo, ma guarda questi due come sono bravi. Allora abbiamo chiesto cosa facevano, allora erano villeggianti. E io gli ho detto, voi che siete villeggianti cosa vi sarete annoiati ieri con tutta quella pioggia, quel brutto? No, noi abbiamo pregato con la nostra figlia. Io ho detto, cosa abbiamo pregato? La vostra figlia, la sua figlia aveva l'età di Maria Paola, tutte e due 15 anni, no, 16, insomma, vabbè. E io ho detto, con la figlia ho pregato il pomeriggio. E allora ho voluto sapere qualcosa di più e loro l'indomani ripartivano. Prima di partire ci hanno lasciato giù 3 libri. Da lì il desiderio di sapere di più di quell'esperienza che li rendeva così speciali. Un giorno Raffaele e Mirella partono per partecipare ad un incontro a Milano. Siamo andati, ha lasciato tutti 5 figli da mia mamma. Il giorno pioveva, quel giorno lì era una cosa... Arriviamo, come arrivati nella comunità, loro cominciavano a pregare ma ci sembrava una cosa così meravigliosa, e non solo meravigliosa, che è bella, ci continuavano a venire giù le lacrime, ma venivano giù da sole, non era che piangevamo. Anche Raffaele, io dicevo, mamma mia, cosa mi succede qua così, eravamo contenti. E loro poi ci hanno detto, guardate, è il dono delle lacrime, non vi preoccupate, sì va bene. E adesso gli ho detto, noi siamo contenti perché noi andiamo a casa, abbiamo già un gruppo di 20-25 persone, raccontiamo questa bella cosa, così partiamo. E loro ci hanno detto, no, non ditelo a nessuno, perché se il Signore vuole nascerà un gruppo, ma voi non ditelo a nessuno. E dico, come non dico a nessuno, come facciamo a fare? E non ti preoccupate. Voi non vi preoccupate, pregate voi due. E non eravamo abituati noi a pregare così, come io parlo con te. Però Raffaele già si sforzava, ma io faccio fatica. Abbiamo cominciato a pregare in casa nostra. Eravamo pieni di gioia, una cosa incredibile. Pregavamo con le nostre parole, Signore ti lodiamo, è una preghiera di lode, ringraziamento, poi sì, anche qualche richiesta, ma soprattutto è riconoscere che il Signore ci riempie di doni continuamente, noi ci comportiamo come se ci spettano di diritto di avere il sole, la luna, le stelle. Il Signore era lì, ecco, di sentire il Signore che palpitava in mezzo a noi in un modo nuovo. Era un fuoco anche a livello fraterno, infatti ho pensato a questa piccola comunità di famiglia chiamata Casa Bettania, poi facciano parte assieme a noi altre coppie, questo per camminare assieme, ma anche per stare vicino alla coppia che avrebbe assunto nel rinnovamento la responsabilità della guida dell'accompagnamento delle famiglie. Ma di nuovo lì non era solo un accompagnamento umano, spirituale, era anche materiale, a livello economico. Cioè, questo per dire. E un'altra cosa che voglio dire, lui aveva talmente dentro di lui questo fuoco per Dio, questo fuoco per l'altro, ma anche questo essere collegato alle realtà umane, stare sul pezzo, cioè a leggere i segni dei tempi, che lui aveva una visione profetica del mondo e riusciva a proporre delle cose alle quali noi non riuscivamo ad arrivare. Il gruppo, che si è trasformato nella radice di rinnovamento nello spirito nel territorio della Liguria di Levante, è nato ed è cresciuto e ha alimentato la sete di Raffaele di vivere secondo la parola di Dio e nell'attaccamento ai sacramenti, anche nella parte finale dell'esistenza terrena, sempre con il riferimento a Maria. Ogni tanto ci parlavamo, diciamo, ma qui
dovremmo morire anche noi, non si sa di che cosa, ma lui pensava, guarda, io spero di morire prima io, così poi tu preghi per me e io sono a posto. Io dico no, è meglio tu che stai qua, che io me ne vado via, che io tante cose magari non le so fare. E parlavamo semplicemente, il fatto di morire non è che non lo vedevamo come una morte, ma come un passaggio nella vita nuova. Avevamo delle preghiere, insomma, e c'era una consacrazione alla Madonna e tutte le altre avevano ognuno un significato, come ce l'ho ancora adesso, che le usiamo ancora adesso. E la Madonna che all'inizio della consacrazione che ci affidavamo a lei perché ci guidasse come madre e tutto, e poi che alla fine c'era la conclusione di concludere la vita con opere buone in attesa di tornare dalla mamma che ci sta aspettando. Quest'anno io ho una pace dentro e poi ho pensato che era per tutte le preghiere che il Signore interviene, solo che lui interviene delicatamente, non si fa vedere che fa questo, fa quello. Ho visto che il Signore, quando ci cerca di fare la sua volontà, il Signore ci accompagna. La provvidenza ci aspetta quando non abbiamo più una possibilità per una cosa buona o per una cosa che è necessaria, e arriva. Non ci lascia, non ci abbandona, con un'altra forma. Lui Raffaele mi diceva sempre, non guardare indietro, guarda avanti, bisogna andare avanti, rialzarsi e andare avanti. È sbagliato, ho sbagliato io, andiamo avanti. E lui era così. Era instancabile, era incredibile, ma chi l'ha conosciuto, ma anche noi lo vedevamo. Anche coi fratelli alle volte si diceva, ma bisogna mettergli un freno, però anche noi poi alla fine dicevamo, caspita, no, va bene così, cioè ha piacere di fare, ma perché no? Che faccia? Cioè, questo era papà. Io poi un po' ricordo che porto degli ultimi giorni che era in ospedale, sono stato a trovarlo chiaramente praticamente quasi tutti i giorni e non riusciva quasi neanche più a parlare, però mi ricordo che finché qualcosa riusciva ancora a dire facciamo dei lunghi silenzi, stavo lì tenendolo, faticava, quindi non lo stavo neanche a stressare, stavo lì, prima di andare via mi diceva diciamo un'Ave Maria, però era testardo, aveva gli occhi fissati su appunto quello che è Gesù, la sua fede, che condivideva tanto con la mamma, e questo gli ha cambiato la vita, al di là di tutte quelle che potevano essere le sue povertà, perché non era perfetto. Però il Signore ci usa così, come siamo. L'unica cosa che dico a tutti è questa: se veramente crediamo che il Signore è amore e misericordia, diciamo sempre sì e saremo rigogliosi per tutta la vita. Parliamo adesso di un gemellaggio, quello che ha visto protagoniste due comunità parrocchiali, quelle della zona pastorale di San Pier di Canne, che hanno fatto visita alla comunità di Trigoso, appunto per vivere insieme questo gemellaggio di amicizia. Un pomeriggio di condivisione fraterna, molto semplice ma molto apprezzato. Sentiamo. Un pomeriggio insieme per sancire un'amicizia. Le parrocchie della zona pastorale di San Pier di Canne hanno fatto visita alla comunità di Trigoso per trascorrere alcune ore di fraternità e di preghiera, innanzitutto per riscoprire il presepe storico che ogni anno viene realizzato accanto alla chiesa di Santa Sabina, ma anche per conoscere la storia locale e tessere legami di amicizia. Ci ha aiutato anche a entrare nella storia della chiesa locale e anche nella storia di una chiesa come famiglia, come è questa comunità e il cammino che sta facendo, e poi anche una cura preziosa per coloro che sono i protagonisti di questa giornata, che sono i diversamente giovani, le persone anziane, le persone che hanno voglia di stare insieme per trascorrere davvero un pomeriggio di speranza, perché quello che noi vogliamo comunque custodire è queste persone che sono la speranza davvero forte delle nostre comunità.
fraternità, la memoria e la speranza. Per me è anche un onore essere qui a Trigoso, anche per i legami affettivi e familiari che legano le mie origini, i miei nonni che hanno vissuto nella casa qui accanto alla chiesa, la mia mamma che è nata, che qui ha preso i sacramenti, si è sposata, insomma, e quindi tanti ricordi di infanzia, quindi anche i primi elementi, no? Quelle piccole luci di fede che ognuno di noi custodisce in famiglia, è bello anche sapere che hanno un luogo fisico e che è anche Trigoso. Il primo atto del gemellaggio è stata la visita al presepe di Trigoso, una tradizione consolidata, molto cara agli abitanti del luogo, meta di visite da parte di centinaia di persone ogni anno. Quest'anno l'allestimento del presepe ha voluto proporre un messaggio di speranza. Penso che innanzitutto sia un bel gesto di fraternità e di amicizia presbiterale. Credo che dovremmo sempre più crescere dentro a questo stile di fraternità e di amicizia. Ringrazio la sua parrocchia di essere venuti così numerosi tanto a conoscere Trigoso, la storia locale, visitare il presepe, che quest'anno ecco un po' l'elemento centrale, è proprio un fiume che scorre, un po' nel desiderio, no? Che dopo l'anno giubilare possa scorrere speranza nei cuori, nelle storie, nei volti di tante famiglie, di tante persone che credo che ancora oggi necessitano di tanta speranza, e che possa essere anche un po' l'acqua della pace, che anche quella mi sembra di poter dire così, che nel mondo manca tanto. Dentro tanta potenza, tanta violenza, tanta guerra, ecco, un po' di pace credo che male non fa. Il nostro presepe voleva proprio avere questo messaggio, consegnarlo a ciascuno. Il secondo momento, prima della messa concelebrata dal parroco Don Gian Emanuele Muratore e dal vice Don Simone Garibaldi e presieduta da Don Francesco Basso, è stato un tempo di condivisione fraterna, a base di tè e cioccolata calda, un gesto semplice molto apprezzato. Allora, noi ringraziamo la parrocchia di Santa Sabina per l'accoglienza di questo giorno. Diciamo un po' da un'idea di Don Francesco è nata questo gemellaggio tra la parrocchia di San Pier di Cane e la parrocchia di Santa Sabina. È stata un'accoglienza bellissima, il tempo ci ha accolto anche molto bene. Ringrazio per questa giornata bella, gioiosa, una giornata veramente serena, ci siamo regalati questa giornata spensierata. Il tè è stata un'idea della signora Clara e mia, è iniziata l'anno scorso per le persone diversamente giovani, per regalarci dei momenti di compagnia in serenità, amicizia e accoglienza. E questo gemellaggio spero che continui anche nei prossimi anni e con anche altre parrocchie. Grazie di cuore a tutti. Anche Don Francesco oggi ci ha coinvolto in questa bella gita organizzata appunto da lui di San Pier di Canne, appunto qui a Trigoso, e abbiamo visto un bel posto. Io personalmente non l'avevo mai visto, un bel presepe, una bellissima chiesa, e adesso ci troviamo qui a fare un po' un momento di tè, di condivisione insieme con queste persone qua di riva e quelle di San Pier di Canne. È stata una sorpresa per me oggi che c'è stato qui Francesco, ha portato la sua parrocchia, è proprio una bellissima cosa. Sono stata a vedere il presepe di Trigoso, che lui c'è stato da bambino con la nonna e lo ricordo sempre. E torna nella giornata di sabato 24 gennaio l'appuntamento con la Festa della Pace organizzata dall'Azione Cattolica Ragazzi della Diocesi di Chiavari, l'Ufficio Sport e quello per la Pastorale del Lavoro in collaborazione con il CSI, il Centro Sportivo Italiano. Quest'anno si terrà a Rapallo negli spazi della Casa della Gioventù. Sono ovviamente invitati a partecipare tutti i bambini e i ragazzi delle elementari e delle medie, ma ci sarà anche spazio per un laboratorio insieme ai genitori. Vediamo come si svolgerà questa giornata.
Anche quest'anno l'Azione Cattolica Ragazzi organizza la Festa della Pace, la festa diocesana della pace, alla quale sono invitati a partecipare tutti i bambini e ragazzi appartenenti alle comunità dei figli e dei discepoli. Come l'anno scorso lo facciamo in collaborazione anche con l'ufficio Sport, Lavoro e Giustizia e Pace della Diocesi di Chiavari e al Centro Sportivo Italiano. Come si svolge la giornata? Sono invitati a partecipare fin dalla mattina, il Torneo dei Popoli, dalle 10 di mattina a mezzogiorno, poi una sosta per il pranzo al sacco e poi al pomeriggio l'incontro con i genitori, un laboratorio e un laboratorio anche per i più piccoli sotto forma di gioco. Si svolgerà a Rapallo, alla Casa della Gioventù, la prima parte della mattinata in palestra e poi tutta la seconda parte del pomeriggio nella Casa della Gioventù, e quindi ringraziamo anche la parrocchia dei Santi Gervasio e Protásio che ci ospita. Concludiamo con la celebrazione dell'Eucarestia alle ore 16 nella Basilica dei Santi Gervasio e Protásio. È necessario aiutarsi e quindi iscriversi attraverso un form per poter far sì che ragazzi e ragazze possano partecipare, giocare, divertirsi e pensare un po' a come essere costruttori di pace. E questo era l'ultimo servizio di questa edizione di Noi Chiesa. L'appuntamento con la rubrica che racconta la vita della Chiesa di Chiavari torna la prossima settimana. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.